Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, buon venerdì, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054. Parliamo di un argomento che ci riguarda ormai da tanto tempo, da tanti anni anzi, però lo vogliamo rileggere alla luce di quelli che sono stati gli accordi di Malta. Parliamo dei migranti, e ovviamente titolo provocatorio, allora ci chiediamo, ma senza Salvini cambia tutto, tutto come prima? Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Dimitri Coin, deputato della Lega, benvenuto. Grazie. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Lishek Nur, Religioni per la Pace, nonché il nostro principe, tutto d'azzurro, perché il principe deve essere azzurro, buongiorno, giusto? Grazie dell'invito, grazie dell'invito. E abbiamo il piacere di avere in studio con noi Diego Zardini, deputato del Partito Democratico. Buongiorno. Grazie. Allora, c'è stato questo accordo a Malta e Le Figaro, il quotidiano francese, ha scritto chiaramente l'accordo di Malta è revocabile qualora ci si rendesse conto che i migranti sono troppi. E non è mica semplice questa lettura che ha dato Le Figaro. E allora vado subito da Zardini, perché sono al Partito Democratico, adesso che voi siete al governo, vi rendete conto, anche Le Figaro ha detto questo, perché dice che fallirà il concetto della ridistribuzione, anche perché da quello che emerge pare che sia proprio su base volontaria. Quindi come la mettiamo? Cioè Malta, Spagna, Grecia, Italia, sono sempre quelle le sorelle che poi se li smazzeranno, tra virgolette. Finora purtroppo è stato così, chi era in frontiera è quello che ha pagato il prezzo più alto. La responsabilità, se si vuole, oltre ai fatti ovviamente del Nord Africa e dei problemi che ci sono in quel continente, diciamo così, nasce nel 2003 quando fu firmato un regolamento europeo, il regolamento di Dublino, che obbligava i paesi di primo ingresso ad occuparsi dei migranti, in particolare dei richiedenti asilo, dei profughi. Da questo punto di vista l'accordo di Malta non è sufficiente assolutamente, tuttavia è un primo passo molto importante per provare a scardinare il principio di Dublino, ovvero quello in cui i paesi di primo ingresso hanno tutta la responsabilità di ciò che accade dopo. Ovviamente è, dicevamo, un primo passo in carattere ancora volontario, sarà presentato tuttavia dalla Finlandia, sì, che è il paese presidente di turno dell'Unione Europea, il 7 e 8 di ottobre a Lussemburgo, dove si dovrà arrivare invece a una cosa più ampia, dove ci possono partecipare anche altri paesi, e questa redistribuzione, diciamo così, poi diventerebbe automatica. È vero che l'accordo è volontario, quindi non può essere, come dire, reso obbligatorio per gli altri paesi che non lo sottoscriveranno, e tuttavia quando una volta uno avrà sottoscritto, sostanzialmente la redistribuzione, diciamo, dei migranti sarà su base percentuale, in base a quanti paesi si potranno aggiungere anche in futuro, e da questo punto di vista la redistribuzione sarà automatica. Entro le 4 settimane allora, dallo sbarco. Che è proprio Quindi il primo punto, mi pare. È evidente che è un primo passo molto significativo e importante. Finora l'unico elemento positivo di riforma del regolamento di Dublino era stato una risoluzione del Parlamento europeo, dove appunto furono approvate le richieste di modifica del regolamento, stoppate da quello che è il Consiglio europeo, ovvero dagli Stati, non da tutti, ma purtroppo per il regolamento di come funziona il Consiglio europeo è sufficiente per non esserci riusciti. Quindi diciamo è una grande novità, non è certamente sufficiente, però io direi che è una novità nella direzione giusta. Allora, questa è una novità, come diceva lei, l'8 ottobre, martedì, c'è l'accordo che verrà presentato ad altri 24 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Allora, questa ridistribuzione, come ha detto Zardini, entro 4 settimane prevede il primo accordo, e i migranti, il secondo punto, sono a carico del luogo di arrivo, non di accoglienza, però c'è un ma. Al terzo punto abbiamo che l'arrivo dei migranti, cioè i porti di sbarco, dovranno essere a rotazione ma solo su base volontaria. Allora lei mi spieghi cos'è questo concetto su base volontaria, perché mi viene un po' la pulce al naso, la mosca al naso, cioè se io faccio un accordo, però ti dico, ma se la vuoi, la merendina viene distribuita alle 4, ma se la vuoi, solo su base volontaria, e allora che servizio è? Non facciamo la merendina. È quello che è sempre stato fatto, perché anche gli accordi precedenti si basavano, erano su base volontaria, e poi abbiamo visti disattendere da moltissimi stati. L'accordo di Malta, che è anche difficile trovare nel testo, perché c'è un testo che gira in inglese che poi
stato tradotto, parla di accordo volontario, parla anche che i porti ritenuti sicuri sono quelli più vicini, quindi Malta e l'Italia, dove queste persone che arrivano dovranno restare per 4 settimane, dove dopo inizierà la redistribuzione, che sarà appunto volontaria. No, e quando si parla di percentuale, è da capire anche se la percentuale è sul numero degli sbarcati, sul numero dei richiedenti asilo, sulle nazionalità, come era stato fatto in passato, tipo Siria, i siriani da una parte. Esatto, certo. Cioè ci sono tantissime cose da tenere in considerazione. E quella più importante è quella che questo accordo attualmente, che sarebbe stato sottoscritto da Italia, Francia, Germania e Malta, non è vincolante nemmeno per gli stati che lo hanno sottoscritto in questo momento, perché andrà ridiscusso completamente il giorno 8 di ottobre e poi là si vedrà cosa verrà fuori. Sì, è una cosa abbastanza attualmente che sembra sa più di propaganda che di altre mosse. Sembra un soccorso che l'Unione Europea in qualche modo sta facendo a questo neogoverno per far vedere che si può intervenire in qualche modo, in modo diverso rispetto a quello che era stato fatto negli ultimi mesi sul fronte dell'immigrazione che arriva quasi tutta quella che arriva da noi, arriva dal Nord Africa. Insomma. E allora, questo è un punto, perché è proprio il quarto punto di questo famigerato accordo di Malta, si parla proprio del fatto che lo stesso accordo sia un progetto pilota, che quindi vediamo come va, facciamo il numero 0, poi vediamo il gradimento del pubblico, mettiamola così se vogliamo. Allora, 049490654, cosa pensate voi da casa? Quanti accordi devono fare e quale sarà l'accordo giusto per gestire questa situazione che ormai ha superato sicuramente le 2 decadi di questione e anche di più. E vengo da Ali Sheikh Noor. Allora, Salvini era stato duro, no, con la questione dei porti chiusi, sì. La Meloni parlava addirittura di blocco navale. Sì. Lei, conoscitore, sì. posso dire, dell'Africa, perché insomma, è un continente molto grande, e capisce che ci sono queste dinamiche e ci raccontano che scappano alle guerre, però non è sempre così. Abbiamo visto appunto che si tratta proprio di migranti economici per la maggior parte dei casi, per alcune poi tipologie di etnie, mettiamola così. Senta, blocco navale, rotazione dei porti, lo prendo io, non lo prendi tu, forse lo faccio ma forse non lo faccio. Com'è la situazione? Lei che conosce l'Africa, da dove scappano intanto? Per me ogni male comincia a cessare allorché vengono individuate le cause che l'hanno provocato. Il problema dell'immigrazione non è l'immigrato, è chi causa l'immigrazione. La maggior parte di questi ragazzi che vediamo che vengono sono quelli che sono privilegiati, perché bisogna pagare dalla Libia per uscirne. Quelli che sono penalizzati sono i nostri fratelli che stanno morendo in Africa. Quando si parla del fenomeno dell'immigrazione c'è stato sempre il fenomeno dell'immigrazione e ci sarà sempre. È un banco di prova per i politici affinché possano essere annoverati tra democratici e politici seri. Devono trovare un accordo per risolvere a monte il problema. Perché l'Africa negli anni 60, se lei vedeva la mappa geografica, va bene, c'erano pochi stati africani liberi come l'Etiopia, che dopo è stata attaccata dagli italiani. Io credo che non bisogna fare i processi agli intenti. Cioè quindi lei sono sempre i colonialisti? No, per me io la rivediamo oggi. Sono da 30 anni, dottoressa Daniela, ancora quando lei era vicina all'Ocean a occuparmi di immigrazione. Io sono deluso, per me è tutto falso qua. Se lei avanza 100 euro da me, va bene, e non voglio fare brutte figure, mi faccio prestare da lui e glielo do, faccio bella figura con te perché ho risolto il mio, ma dopo il debito rimane insoluto e domani il problema non vogliono risolvere questi signori. Ma chi non li vuole risolvere? La politica italiana, la politica europea, la politica mondiale? No, la politica italiana e la politica mondiale. Molte associazioni che si chiamano senza scopo di lucro sono una banda di associazioni a delinquere, sono commercianti di armi e di carne umana.
Quindi Qualcuno le ONG, le organizzazioni non governative? Io non metto, c'è gente che fa il volontariato. Fare il volontariato vuol dire senza percepire stipendi. Cioè lei dice, se io vado a fare il volontario su una barca il problema è il io ci capitale. voglio andare senza essere pagato, sennò che volontariato è? Il campo dell'immigrazione si presta a strumentalizzazioni politiche che noi dobbiamo smascherare, questi politici che si garantiscono uno stipendio da deputati, da senatori, va bene? Mentre la nostra gente sta morendo di fame in Africa e dialogano con le persone con cui vogliono dialogare. Ma se c'è il problema, se c'è la volontà di risolvere il problema, come nel Mezzogiorno è stato una torta su cui hanno bivaccato nord e sud, destra e sinistra. Il problema dell'immigrazione, l'unico modo per risolvere, va bene, è investire nei paesi d'origine, altrimenti sono tutte balle, va bene. Anche l'informazione è corretta, è corrotta e di parte. Abbiamo prese tutte oggi, in questo momento, al primo blocco abbiamo preso parole da tutti, destra, sinistra, informazione, giornalismo, vabbè, però questa è una mia opinione, certo, io non dico... Noi l'accettiamo, 049 49 06 054, rispettiamo la Costituzione Italia, insomma è un paese ancora democratico dove ognuno può dire la sua. Pronto, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno, sono Giusy, adesso gli ospiti. Buongiorno Giusy. Allora, è inutile parlare di spartizioni, tanto nessuno li vuole qui da noi, né in Francia né da nessuna parte, perché prima ti dicono che dobbiamo fare le spartizioni, però nessuno se le viene a prendere. Alle calende greche andiamo, dottoressa, bisogna affrettarsi, deve entrare l'Europa per andare in quei posti, altrimenti tutti i paesi in guerra arriveranno tutti negli altri paesi e nei nostri paesi. Adesso che i cinesi stanno comprando l'Africa, chissà che si apra qualcosa anche per gli africani, io voglio dire. Ma è inutile che stiamo qui a parlare tutto il giorno che li mandiamo di qua, li mandiamo di là, nessuno li vuole. Ma insomma, quando arrivano qua che dicono che devono fare le spartizioni, rimangono qua per sempre perché nessuno fa ha capito le spartizioni. Non arrivano mai di portarseli a casa. Io sono stanca di sentire tutti i giorni questi discorsi. È ora di vergognarsi e che l'Europa vada veramente in quei paesi, ma perché è troppo comodo che ogni paese che sta facendo la guerra ci arrivano tutti qua. Non è giusto, siamo stanchi a mantenere tutti. Io sono stanca di spendere i miei soldi. Che abbiamo gente qui in Italia che non arriva a 15 giorni, neanche a 10 giorni. Signora Giusy, io la ringrazio. E questi quanti capi delle nostre nazioni non sanno fare un cavolo da 60 anni. Mi ha preso la parola anche la signora. Signora Giusy, intanto la ringrazio per il suo punto di vista. 049 49 06 054, non è che i cinesi proprio in Africa magari stanno facendo il buon samaritano, stanno depauperando di materie prime, fanno finta magari di costruire il ponte, la strada, poi però stanno davvero impoverendo in maniera importante l'Africa. E anche la questione dell'acqua, perché poi l'acqua lì è talmente preziosa, però qualcuno sta facendo lobby. Noi torniamo dopo la pubblicità e continuiamo a capire insomma cosa sta succedendo in questo mondo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 49 06 054. Avete sentito la signora Giusy che ha detto insomma è l'Unione Europea che si deve occupare di questa situazione, ma con i vari regolamenti Dublino 1, Dublino 2, Dublino 3, adesso questo accordo di Malta la situazione non è molto cambiata. Diceva Ali Sheikh Noor, cambia l'orchestra ma la musica è sempre questa, diceva durante la pubblicità. Senta, allora quando è andato via Salvini pareva che Salvini questa cosa dei porti bloccati e porti chiusi avesse imposto una voce, un timbro a questa Italia per far vedere che però c'era un problema. I migranti che sono arrivati, solo il 10% sono arrivati con queste navi dell'ONG e il resto sono arrivati con sbarchini fantasma, quindi questa teoria dei porti chiusi sembrava più uno spot anche elettorale. Ci pensi e me lo dice dopo la telefonata. Pare che anche il vantaggio di Versailles. No, potrei rispondere anche subito, non è un problema. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Niente, sono Valdo di Preganziol, Valdo come il Prosecco. Mi sente? Certo, buongiorno Osvaldo. Ok, buongiorno. Niente, volevo far presente diciamo, il mio punto di vista
Innanzitutto dico forza Salvini, ma non per una ideologia che non è di mio interesse l'ideologia, però il discorso che noi non possiamo, in Italia, in Europa, non possiamo farci carico di centinaia di milioni di abitanti dell'Africa che vorrebbero venire nel bel paese dell'Europa. Non ce la facciamo perché affonderemo come una barca. Quindi la cosa sostenibile invece è quella giustamente di un intervento a livello mondiale, non solo europeo, intervento economico mondiale a favore di investimenti sotto il controllo dell'ONU, investimenti in Africa, nei paesi dove si potrebbero creare tanti posti di lavoro, perché di terra là ce n'è tantissima, perché il sole e l'acqua sono cose disponibili, quindi tanti africani vivrebbero meglio là piuttosto che star qua, che una volta messi fuori dai centri di assistenza sono lungo le strade a chiedere l'elemosina di qua e di là. Non è quella vita che uno aspira. Quindi il discorso, bisogna fare gli investimenti in Africa. Ripeto, il signore che ha detto, il signore lì di colore, sì, che ha detto appunto, io condivido quello che detto, bisogna fare investimenti in Africa. Noi comunque a questo punto qua, fino a che le cose continuano così, andremo molto male, perché ripeto, ci stanno prendendo in giro. L'ultimo accordo fatto, quello su base volontaria di cui stavate parlando, l'accordo della ripartizione di quelli che arrivano in Italia, che siano di richiedenti asilo oppure altre categorie, ma sempre comunque gente che non è autorizzata a stare in Italia. E in Italia c'è bisogno invece di mantenere l'ordine, c'è bisogno di mantenere alle frontiere un controllo effettivo, in particolare a confine tra il Friuli e la Slovenia. Bisognerebbe restituire il vecchio controllo di confine. Di gente che non dovrebbero venire entrano da là. Quindi bisogna bloccare questo qua, perché fin tanto che continuano a far finta di niente, noi saremo sempre di più invasi con gente che non ha né arte né parte. Allora, signor Osvaldo, la ringrazio per il suo punto di vista, davvero molto, perché ci piace appunto che ci chiamiate e ci diciate cosa pensate. 049 4906 054, quindi piace sia il concetto che ha espresso di Sheikh che dice però anche con Salvini. Però, allora, dal giugno 2018, appunto, perché i dati sono importanti, ad agosto 2019 sono i dati del Ministero, durante il Salvini Conte 1 sono sbarcati in Italia, diciamo, 15.095 migranti. Non le parlo dei 5.000 che sono sbarcati dal 1° di gennaio, li sto facendo più o meno un anno. Di questi 1.349, quindi il 9% del totale, con le ONG, ed è proprio il concetto che dicevo prima. Quindi cos'è stato i porti chiusi dell'Italia? I porti chiusi Che cos'è? Perché i porti chiusi sono stati la riduzione dell'85% di sbarchi. Gli arrivi con i barchini non sono contemplati neanche dall'accordo di Malta, perché l'accordo di Malta fa riferimento solamente agli sbarchi che arrivano con le organizzazioni non governative. Quindi questo è stato quello che è stato il lavoro con la chiusura dei porti e con tutto quello che c'è stato. Però l'intervento di prima del signor Sheikh Nur ha focalizzato proprio dove c'è il problema, perché il problema, sono stato d'accordo con 3/4 dell'intervento, non con la parte che si dice che sta la responsabilità all'Italia, perché il problema è internazionale, è mondiale, è internazionale, è il cappello della grande finanza internazionale che fa pressione sugli stati, che controlla i governi, che dove può mette anche i propri uomini a capo dei governi, che sfrutta determinate aree. Infatti gli scenari di guerra in zone, specie nel Nord Africa, in Siria, piuttosto che in Libia, sono punti dove stati con interessi nazionali diversi si confrontano, sono situazioni complesse, non complicate, ma stratificate, complesse, e vengono fatti a casa degli altri. L'Africa
è un territorio che ha tantissime risorse, la Cina sta facendo speculazioni, sta facendo speculazioni importanti e sta spingendo verso l'esterno i ragazzi africani che come valvola di sfogo al Mediterraneo hanno l'Italia come prima porta, e uno Stato però ha anche il confine, anche l'obbligo e il dovere di difendere i confini, e quello che stava facendo questo governo con Matteo Salvini era quello di difendere assolutamente i confini. Ma il problema, allora, il problema è molto... il blocco navale allora proposto dalla Meloni, non facciamoli partire? Io sarei stato d'accordo. Perché non arrivavano né le ONG né i barchini fantasma. Io sarei stato d'accordo con il blocco navale, l'ha fatto anche Prodi con l'Albania all'epoca degli sbarchi che arrivavano dall'Albania, però il governo che è stato in carica fino a pochi mesi fa, noi eravamo 125 parlamentari, 125 deputati e 220 erano dei 5 Stelle, bisogna trovare anche degli equilibri, degli accordi. Noi siamo convinti che quello che è stato fatto è stato una grande operazione per frenare questi arrivi che anche secondo me hanno uno degli obiettivi, quello della destabilizzazione dell'Occidente. Questi sono pensieri, perché dopo no, fate dietro. Io prendo la telefonata e poi vengo a Giardini. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Danilo da Vicenza. Prego. Sono stato 2 mesi fa in Africa, specialmente ad Abidjan, in Costa d'Avorio. Sono stato 2 settimane. Sono andato a trovare un amico che ha una comunità. Là ci sono 5 milioni di abitanti. Rendetevi conto, 5 milioni, il traffico che c'è per le strade, questa gente che cammina, perché ci sono gente che hanno soldi e gente che sono poveri. A me che mi resta proprio nel cuore, perché sono stato 14 anni fa, vedo questa povertà e mi viene in mente questi paesi che sono stati, non so, colonizzati. E ho già fatto un po' il conto, sull'Africa che ha 52 nazioni, 14 sono francesi, 25 inglesi e il resto altri paesi dell'Europa. Gli hanno portato via tutto. Loro che dovrebbero andare via in Mercedes e non andare via a piedi, gli hanno portato via tutto. Adesso hanno fatto una strada, i cinesi, che da Abidjan porta per la strada che va verso a Burkina Faso. È come il ponte di Venezia, è lungo circa 2-3 km, lo ha fatto la Cina. Per fare quel pezzo di strada là si paga un dazio, non so adesso, in lire di Costa d'Avorio, quanti che sono. A me quello che mi resta nel cuore, vedo questi bambini che sono molto intelligenti e vanno a studiare, sono molto meglio dei nostri. Non pensate che i giovani là siano ignoranti, sono molto intelligenti. Però è una povertà che è tremenda. Cioè dice che è una povertà indotta dai colonialisti prima, dai colonialisti moderni e che non si trova una soluzione. Allora io la ringrazio perché ci ha dato una testimonianza vera, reale e fresca, molto interessante Giardini, la testimonianza del nostro telespettore di Vicenza che è stato tornato dalla Costa d'Avorio 2 settimane fa, c'era stato anche 14 anni fa, lui vede che quest'Africa non cambia, non per non volontà degli africani, ma di chi insomma gioca a biliardo, come se fosse un biliardo, la pallina con un flipper o la boccia va a destra a manca, dipende da chi è il tiratore. È un po' così. Un po' sì, nel senso che la storia di quel continente è una storia estremamente complessa e che purtroppo si trascina e porta, diciamo, dei pesi importanti. È evidente che le responsabilità del colonialismo antico per primo e poi comunque anche quello contemporaneo, che rimane non solo quello cinese, rimane anche quello di tantissime multinazionali che ancora sfruttano sostanzialmente le risorse senza lasciare nulla a quel territorio. È evidente che è una delle cause a monte del problema, e io concordo anche col nostro principe sostanzialmente quando spiega che se si vuole ridurre un problema occorre andare alla fonte, e questo è vero. E per esempio anche qui la comunità internazionale, non solo l'Italia, non solo l'Europa, ma anche un po' tutti i paesi occidentali, si erano dati degli obiettivi per il nuovo millennio agli inizi degli anni 2000 e uno di questi era quello di aumentare gli investimenti in cooperazione internazionale, cosa che non è avvenuta per esempio. Dopodiché noi abbiamo vissuto, diciamo, nel Nord Africa in particolare il fallimento di molti stati e questo ha comportato un problema che si è accumulato ed è andato in conflitto con quello che nel 2003 si era firmato. Prima
parlavamo del regolamento di Dublino, quindi io concordo anche con quell'ascoltatrice, forse più di uno, che aveva detto che deve occuparsene, no, la Giusy, deve occuparsene l'Europa, ed è proprio quel tentativo, diciamo, come dicevamo prima, ancora forse insufficiente, ancora non adeguato, perché la cosa che sarebbe adeguata sarebbe la modifica del regolamento di Dublino. È ovvio che quell'accordo di Malta prova a rompere quella corazza che finora ha impedito di intervenire sulle leggi e sulle regole internazionali che il nostro Paese nel 2003 aveva sottoscritto e che oggi si trova ovviamente in prima fila insieme ad altri Paesi, insieme alla Grecia e alla Spagna. Col governo Berlusconi, tra l'altro, sì, non volevo dirlo io, ma è vero, lo firmò un leghista, era il ministro degli interni di allora, Maroni. Si chiamava Maroni. Ma quindi alla fine non c'era la previsione, non c'era, e quindi questo, da un certo punto di vista io non voglio lanciare la croce contro chi allora firmò quel regolamento, e tuttavia invece la lancio contro tutti coloro che oggi non lo vogliono modificare, visto che da anni si vede, dal 2011 almeno, che il mondo è cambiato. E questi paesi, per esempio, sono alcuni paesi dell'est Europa o del nord Europa che giustamente, come diceva la signora, non li vogliono. Sì, quindi non possiamo neanche Salvini, gettare la croce Europa, contro no? quei pochi stati, come la Germania e la Francia, che stanno aprendo a una disponibilità volontaria. È vero, non è obbligatoria, perché fosse obbligatoria deve essere la modifica del regolamento di Dublino. Allora è evidente che c'è una prima base di comunità di Stati all'interno dell'Unione Europea che è disponibile a ragionare su una modifica di quel pezzo di regolamento, che ovviamente bisogna anche vedere concretamente come ci sono poi le evoluzioni fisiche concrete di queste nuove regole, che prevede, peraltro mi tocca correggere il mio collega Coin, alla fine prevede sì che sono esclusi gli sbarchi autonomi, quelli non regolamentati, quelli non diciamo, controllati, che però sono una cifra abbastanza importante, e questo lo era anche nell'anno precedente con i porti chiusi. Alla fine praticamente ci sono sia le imbarcazioni delle ONG, sia le imbarcazioni militari, sia quelle commerciali o per esempio i pescherecci che si trovassero a dover soccorrere dei profughi in mare, quindi una fetta già significativa per partire, siccome fino al giorno prima, il 22 settembre... meno gli sbarchi fantasma, ritorna il giro delle ONG. Allora non è quello, è ovvio che ad oggi, poiché le ONG avevano delle difficoltà, la maggior parte degli sbarchi era di quelli autonomi, i cosiddetti barchini. È ovvio che se non è zuppa, come si dice, è anche pan bagnato. Allora è evidente che il non controllo degli sbarchi autonomi era un problema, nonostante c'è stata una forte riduzione, e io dico che non c'è mai un'unica soluzione. Per esempio, una delle cose importanti sono gli accordi internazionali che il nostro Paese ha fatto a partire dal 2016-17 con Minniti, e che hanno consentito per esempio una riduzione delle partenze, perché è ovvio che non è col blocco navale, dopo che sono già partiti, che si può riuscire a risolvere il problema. Bisogna partire a monte, dicevamo prima, quindi anche con gli accordi internazionali serve più politica estera. Un accordo per esempio che è sconosciuto ai più... fare accordi con i leader. Esattamente, ma per esempio c'è stato un accordo che è poco conosciuto e che fece Minniti insieme a Gentiloni, ed era l'accordo con il Niger, e c'è una pattuglia di militari italiani in Niger che è sulla direttrice, diciamo così, di attraversamento del deserto del Sahara prima che arrivino in Libia, che è stato estremamente importante per la riduzione delle partenze. Nessuno sa di questo accordo, eppure quell'accordo con un paese poco conosciuto come il Niger è stato uno degli... non è la Nigeria, è appunto il paese che poi conduce alla Libia, e sostanzialmente poi quindi le partenze, ha portato dei frutti giganteschi. È un accordo poco conosciuto e di grandissimo rilievo. Bisognerebbe provare a procedere in quella direzione lì. Allora lei dice proviamo a procedere in quella direzione lì, che è un po' la direzione della signora Giusy, che ha detto fate interessare di più l'Unione Europea, il signor Osvaldo, che ha chiamato a Preganzola, ha detto fate gli investimenti, fate intervenire l'ONU. Quindi c'è consapevolezza da parte almeno dei cittadini che le nazioni da sole contano poco, bisogna che, come si dice, che l'Unione faccia la forza. Io devo andare in pubblicità, 049 49 06 054, poi torniamo con Ali Sheikh Nur, posso dire anche dottore biologo, perché lei è laureato in biologia, ha lavorato citopatologo, una famiglia di medici, la sua, che farà un po' anche il punto della situazione anche nelle nostre telefonate. Noi torniamo dopo. Grazie.
Quella dei Balcani. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Durante la pubblicità stavamo chiedendo, ci chiedevamo, adesso lo commentiamo, da dove arrivano, ma che popolazioni arrivano, perché non riusciamo a capire chi scappa dalla guerra, chi non ci scappa e perché certe etnie non arrivano. Prendo la telefonata e poi facciamo parlare il principe. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Vorrei parlare col signore che secondo me è del KGB della Russia, i comunisti. Volevo chiederle, gentile signore, io sono stata moglie di un ufficiale in aeronautica che è morto Corrado del Montevenda e che lo Stato italiano non riconosce questa patologia che ha fatto centinaia di morti. Allora, lei sta parlando di emigrati, ha chiesto al popolo italiano cosa vuole nelle regole e l'ordine. Io per sposare mio marito non dovevo essere comunista e 7 generazioni di fedina penale pulita. Come possiamo accettare gente che viene senza documenti, non sapendo chi è, da dove viene, cosa fa e chi li mantiene? Perché io sono stato un volontario dell'ospedale. Questa gente veniva con una schiera di bambini, non avendo mai pagato un contributo. Giustamente, i bambini si guardano, ma chi paga per tutto questo? Allora io dico, signori, a noi vedove di militari col 60% di pensione non è che facciamo molto, perché le tasse le paghiamo al 100%. Allora io chiedo al gentile signore, che risposta mi dà? Io amo le regole e l'ordine. Allora signora, glielo faccio dare. I militari al Montevenda erano allora, signora Porti, pazienza, io le faccio dare la risposta. Le faccio dare la risposta. 049 49 06 054. Allora, Porti, se riesce a darmi una rapida risposta poi facciamo parlare di Sheikh. Allora, intanto lei non è il KGB della Russia. I problemi con la Russia ce li ha Trump in questi momenti e qualche vicepresidente democratico negli Stati Uniti. E qualche leghista italiano, dai, diciamo, non Salvini, qualche altro. Quindi, nel senso, allora, io non ho a che fare con i russi e neanche con i comunisti, anche se io penso che fosse sbagliata la regola per cui se uno aveva un orientamento politico non poteva fare determinati lavori. Invece, per quanto riguarda la fedina penale, mi si trova d'accordo. Io penso che non bisogna neanche mescolare i problemi. Il problema della signora è un problema molto grave. Io ho fatto parte nella scorsa legislatura della commissione di inchiesta per le morti dei militari causate, diciamo, da sostanze sia nelle missioni internazionali, l'uranio impoverito, ma siamo stati con la commissione di inchiesta proprio qui a Padova, in prefettura, e abbiamo fatto tutta una serie di indagini proprio anche sul Montevenda e avevamo presentato come Partito Democratico una proposta di legge per coprire tutti quei casi ad oggi ancora non risolti, perché secondo la mia opinione era estremamente sbagliato che lo Stato, che ha mandato sostanzialmente i militari in missione all'estero, che li ha fatti esercitare nei poligoni militari nel nostro paese, oppure che li ha fatti lavorare sul Montevenda, li ha esposti, speriamo involontariamente, altrimenti dovrebbero pagare anche sul piano penale, anche in Sardegna, nei poligoni infatti. Chi è stato esposto, anche se involontariamente, diciamo così, a queste sostanze che li hanno fatti ammalare e purtroppo anche morire, alla fine devono avere i risarcimenti, devono averli ovviamente i loro familiari, i discendenti. Questo non toglie, ma questo infatti è sbagliato che lei non abbia nulla, e ciò peraltro, diciamo così, si combatte anche su quel fronte. Allora, col nuovo governo Conte vi impegnate su questo? Ma certamente. Allora, signora, ha capito, Salvini ha detto su questo fronte c'è una proposta di legge del Partito Democratico, che prima appunto eravamo minoranza, adesso speriamo, essendo al governo, di essere più in grado di portare in fondo.
Allora, non è detto che alla fine per come dire, accontentare le esigenze vere e reali di qualcuno occorre togliere un diritto a un altro. Perfetto, alla la fine Zardini porti è pazienza. ovvio che ci Abbiamo sono... dato una risposta alla signora. Certo. Speriamo, Ci abbiamo provato. Io continuo, basta che non sia qualcuno che faccia scouting con l'Italia Viva, che un po' alla volta vi tolga le perle dalla collana. Speriamo di no, di la perle. politica è anche questo. Allora, Sì. Sheikh Nur ha sentito questa questione. Gli italiani sono inaciditi perché si sentono che gli vengono lesi dei diritti, oppure si chiedono anche ma questi arrivano con una scariolata di figli, poi chi ha pagato le tasse, curiamo tutti, non c'è un problema, poi mi si allungano le liste d'attesa. Ma io voglio tornare alla domanda, perché certe etnie sì ed alcune no? Dove sono i somali? Lei quando è arrivato era il 1972? È venuto a studiare? Sì, il disagio degli italiani è giustificato, in parte è esagerato esponenzialmente dalla disinformazione mediatica faziosa talora e spesso di parte. Qua se non parliamo di diritti o doveri non andiamo a concludere niente. L'Organizzazione Mondiale, l'ONU, va bene, da chi è stata fondata? Dagli stati che hanno vinto la seconda guerra mondiale. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo universale, da chi è stata redatta? Erano bianchi, anglosassoni, protestanti. Non c'è nessun Stato africano che è venuto a colonizzare in Europa. Trump stesso è dalla parte di cosa? Sono andati a colonizzare l'America, hanno dissanguato l'Africa. Va bene? Torna al suo quesito. Come mai non ci sono somali? Io pretendo ed esigo che la priorità vanno date ai paesi dove avete colonizzato voi occidentali. Quando dico voi non intendo generalizzare. No, io a 5 anni parlavo italiano, questi vengono da paesi, la Francia stampa la moneta di 5-7 stati, devono azzerare i debiti quella gente lì. La Francia? Se loro hanno colonizzato, se sono questi nigeriani vanno in Inghilterra, se sono stati colonizzati dai portoghesi vanno in Portogallo, se sono eritrei, etiopi e somali noi abbiamo la priorità di diritto asilo politico e i siriani dove quelli che scappano dalla guerra civile. Noi dobbiamo parlare di diritti. Se lei guarda il dizionario del manuale del diritto, cos'è il diritto? Il diritto è uno strumento per liberarsi dalla coercizione politica, sociale, religiosa, antropologica, tutto quello che vuoi. Qua abbiamo a che vedere con la degenerazione anche della politica. Vabbè, perché non vengono applicati i diritti. Ma non è questo, se non è che possiamo uno di destra, uno di sinistra, uno di nord, uno di sud. Ma allora per lo se stesso sono concetto coerenti, dovrebbero tornare tutte le opere d'arte nei vari musei, cioè non è che possiamo estendere queste cose e che tutti i somali possono venire qua perché no, ma non lo sto dicendo, io sto dicendo state a casa, morite di fame, che qua tutti non stanno più facendo figli, questo qua c'è uxoricidi, femminicidi, casini. L'Occidente è secolarizzato e rovinato, a piedi sul fosso, due piedi sul fosso. E la salvezza sono proprio gli africani se vengono usati in modo idoneo e adeguato. Questo è il mio pensiero. Senza offesa per nessuno. Sembra nessuno, mamma mia che venerdì pesantino che mi fa passare Sheikh Nur. Però non è che adesso io prendo la telefono, non è che adesso perché noi hanno i francesi le opere d'arte, gli inglesi o gli americani. Dottoressa Daniela, questi politici vendono fumo e si tengono l'arrosto, questo è il vero male. Io so quando ero piccola che diceva mangia dei nati che i bambini muoiono di fame, lo sto dicendo ai miei figli, cioè c'è qualcosa che non mi torna. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine, buongiorno signori. Franco da Udine, buongiorno. 30 anni fa dicevano che l'Italia era per 27 milioni di cose, poi hanno visto che producendo di più si guadagnava di più, le altre sfere hanno praticamente spronato perché si faccia dei figli, perché si consumi e via via. Allora avete detto di Minniti, no? Minniti sotto le elezioni ha ridotto gli sbarchi, ma poi gli amici di Merende adesso ritornano ad avere sbarchi a Iosa. Come mai questi? Forse Minniti aveva fatto quell'operazione lì in attesa delle elezioni, in attesa di vincerle, e invece ha perso. Salvini ha chiuso sì i porti, ma i prefetti non hanno chiuso praticamente Salvini ha chiuso i porti e praticamente le porte, ma i prefetti non hanno chiuso le finestre, tipo
a Trieste, tipo Gorizia, tipo giù che sbarcano senza documenti. Allora, quelli senza documenti bisogna dire tornate a casa vostra, girare la barca come siete venuti, anche tornate, quelli senza documenti. Perché se io vado in paese senza documenti mi fanno la multa e mi fanno lasciare lì la macchina, devo andare a casa a piedi e magari faccio dei chilometri. Allora perché io italiano devo sottostare a queste cose e chi viene dal di là che non ha pagato neanche un soldo per fare le strade deve rovinare le nostre strade, rovinare le nostre città, i nostri palazzi eccetera. Ma meditate, gente, meditate, non sempre parlare. Allora, parlare. signor Franco. Grazie, mandi. Signor Franco, grazie. Poi adesso mi ha fatto anche un po' sorridere dette amici di merenda, non è più il caso di dirlo perché si può pagare anche forse una tassa appena dice amici di merenda, non si sa mai. 049 49 06 054. Sentito anche questa telefonata, Dimitri Coin, io devo andare in pubblicità, però insomma ha detto Salvini ha chiuso la porta, però i prefetti avevano le finestre aperte, cioè quindi c'è stata una mancanza anche di coordinazione, me lo dice dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054, una telefonata breve, poi sentiamo Dimitri Coin. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, sono David Mario, salve, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo rispondere al signor Ali Sheknour. Signor Principe. Sheknour. Sheknour, sì, scusi. Dica. Ecco, io faccio parte del... Pronto? Sì, la stiamo ascoltando. Sì, io faccio parte delle Filippi, a presente. Se lei non parla... Noi la ascoltiamo, ma se lei non parla noi non sentiamo, cioè è semplice. Ho detto... Che lei fa parte? Io sono quello che fa parte delle Filippi. Buongiorno. Pronto? Sì, allora lei fa parte di... perché non riusciamo a capire. Io faccio parte dell'Associazione Nazione Rom. David Maio, Associazione Nazionale Rom. Ok. Sì, salve, buongiorno. Io sono Davis, salve. Ecco, dica. Ecco, niente, io volevo rispondere alla signora lì, il principe, insomma, lei, diciamo il principe. Principe. Sì, niente, volevo rispondere a lui perché siccome è il problema di loro, degli migranti di oggi, sarebbe anche il nostro problema da 70 anni a questa parte. Sì. Non c'è mai stata una vera, diciamo, una vera inclusione di varie etnie e varie culture, capito? Cioè, c'è solo da portare pazienza e confidare in queste opere di questi signori, capito? Cioè, noi siamo il frutto di 70 anni a questa parte, loro sono il frutto di centinaia di migliaia di anni a questa parte. Sì. Cioè, se noi non crediamo nell'operato della gente, delle sue opere, come possiamo cambiare le cose? Cioè, bisogna confidare nel prossimo, capito? A confidare nel prossimo. Confidare nelle loro opere, capito? Cioè, vedere cosa possono fare, cosa possono darci. È inutile eliminare e escludere etnie, culture, per paura, perché non conosciamo questa realtà. Bisogna intraprendere dei progetti tutti assieme, capito? Allora, facciamo una cosa, non è facile perché abbiamo vari progetti differenti. Allora, signor, non mi ricordo il nome perché non l'abbiamo percepito, mi fa una grossa cortesia, può lasciare il suo numero di cellulare, il suo numero di telefono ai colleghi della regia, così io posso richiamarla? Ecco, che così quando viene l'ha lasciato. No, porti pazienza perché siamo in un ultimo blocco. Però il suo concetto è passato, non importa che siano persone che giungano dall'Africa o da altri paesi, non riusciamo a integrare nemmeno noi. Buone opere, capito? Io la invito in trasmissione. Chi viene qua con buona volontà, grazie. da fare. Allora, io la invito in trasmissione. Nel paese. Costruire culture, costruire assieme, capito? Perfetto, il suo messaggio è chiaro, la ringrazio, devo farvi attaccare, porti pazienza. Allora, Dimitri Coin ha sentito, fa parte dell'Associazione Nazionale dei Rom, dice manco noi che siamo Rom da 70 anni riusciamo a integrarci perché manca la buona volontà. Insomma, siamo un popolo disfaticati che non riesce a mettere in piedi le buone pratiche. Ma credo che i veneti siano
un popolo tra i più laboriosi nel volontariato, nell'associazionismo, in tutto quello che di bello nell'altruismo si può esprimere. È chiaro che ci sono delle regole, le regole vanno osservate e queste devono essere uguali per tutti. Tornando al tema dell'immigrazione, l'Africa o gli altri stati non possono starci in Italia, perché è inevitabile che l'Africa in Italia non ci sta. È in corso una destabilizzazione dell'Italia e di tutto il mondo occidentale, che sta attraversando un momento di crisi identitaria abbastanza forte. L'accordo di Malta, per ritornare all'accordo, al tema con il quale si era iniziato, dal mio punto di vista non è altro che un favore che l'Unione Europea, questa Unione Europea comandata dalle grandi banche d'affari, dalle grandi multinazionali, da tutte quelle sovrastrutture economiche che fanno pressione sugli Stati, sta facendo a questo governo per ricambiarlo anche del grande lavoro fatto nell'elezione della von der Leyen come Presidente d'Europa. È lo stesso identico sistema. Il governo che oggi tiene in piedi Conte con i suoi uomini non è altro che la propagine, la continuazione di quello che è il percorso che sta portando avanti l'Europa, che ha come sovrastruttura quella economica. E qua si interseca tutto quanto il discorso dell'immigrazione. Sull'integrazione credo che prima noi siamo, come ho detto poco fa, il popolo veneto credo sia tra i più ospitali, accoglienti, altruisti che ci siano, però ci sono difficoltà anche con le nostre persone, con i nostri anziani, con famiglie che non arrivano, come diceva prima la signora, neanche alla prima settimana del mese. Ci sono delle difficoltà importanti, aziende che chiudono, partite IVA che aprono e poi vengono chiuse immediatamente, e ci sono situazioni che davvero sono difficili, per cui bene tutte le persone per bene che ci sono, però la priorità è quella di muoversi nella direzione di prima prestare attenzione. Ma quanto mai è cambiato questo Conte da quando stava con voi? Cosa gli è successo? Non è che forse Conte è sempre stato quello che è ora, perché non puoi dire che per 14 mesi sei stato col demonio, cioè con noi, e improvvisamente te ne sei liberato. Se lo dicevi prima magari non entravi. Conte è stato il cavallo di Troia. È stato il cavallo di Troia messo nel governo dove c'eravamo anche noi. Come Movimento 5 Stelle, ma forse che l'hanno trovato anche loro stessi. Cioè vi ha vampirizzato? Vampirizzato, si sono vampirizzati da soli perché hanno dimezzato il consenso e noi l'abbiamo raddoppiato, per cui si sono vampirizzati da soli. Il personaggio politico che ha il maggior gradimento è Matteo Salvini, non è certo Conte. No, avevo visto un sondaggio di pochi giorni fa. Perché ci sarebbe il Presidente della Repubblica, c'è Conte, c'è Conte. Era allora, è così, sì. E sul tema delle ONG che prima sono stato punzecchiato, sul documento di Malta, che ho avuto occasione di leggere, anche perché non c'è un documento istituzionalmente depositato. Certo no, perché, non c'è, perché è un progetto pilota. Perché è un progetto pilota. Ma se ne sta parlando, si sta discutendo come sia già un atto della Commissione Europea. Ne parliamo dopo l'8. Però fa riferimento alla redistribuzione, non a quella che arriva dai barchini, fa riferimenti sulla redistribuzione in maniera precisa. Quindi quando io prima dicevo che solo le ONG o chi ha l'obbligo del soccorso in mare, ma quelli che arrivano con i barchini ma non arrivano più, perché adesso li tirano su le ONG, le organizzazioni. Non è vero. Allora, io dopo la telefonata, poi Zardini mi dice andate a ritoccare il taglio per l'accoglienza, siccome si parlava di 5 miliardi di euro, no? Di 5 milioni di euro. Miliardi di euro, no, avevamo i minori a 45 euro al D, i richiedenti asilo 35, gli altri migranti a 32,5, ci sono state le riduzioni, quelle le andate a ritoccare, me lo dice dopo la telefonata. Pronto? Buongiorno, è l'ultima, è breve. Sì, buongiorno, Antonio da Padova. Prego Antonio. Ecco, diciamo che praticamente per me è solo una questione politica. Noi abbiamo interessi, sosteniamo il nostro paese, non vogliamo avere a che fare con questi immigrati, però per una questione politica questi li fanno sbarcare, perché chiaramente per quale motivo c'era Salvini e aveva bloccato i porti,
Per quale motivo questi, che adesso governano, hanno deciso di riaprirli? Ma tu mi devi spiegare, tu di sinistra, mi devi spiegare qual è l'interesse che tu hai per farci aprire questi porti. Diciamoci la verità, noi italiani non abbiamo nessun interesse, perché li abbiamo dappertutto. Vai a Padova, a Milano, a Firenze, a Venezia, a Roma, te li hai dappertutto. E cos'è che fanno questi qua? Non fanno niente. E allora, diciamo, ma quelli che importano qua, extracomunitari, che interesse hanno a portarceli qua? Allora, le faccio dare una risposta dal deputato del Partito Democratico Zardini, però prima mi dice rapidamente, ritoccherete le tariffe, nel senso, quelle a ribasso di Salvini... Non è detto, alla fine lì bisognerà capire come sono state ritoccate in passato, se sarà necessario per riuscire a fare le operazioni anche di integrazione, se saranno ritoccate. Non abbiamo ancora deciso, valuteremo, e quindi da questo punto di vista il tema è ancora aperto. Invece un paio di cose, sia da parte del signore, non c'è nessun interesse da chi è di sinistra o tantomeno del Partito Democratico di far arrivare un grande numero di immigrati, tanto più che noi dopo magari rischiamo anche di perdere le elezioni. Se c'è qualcuno che ha interesse che arrivino, forse sono coloro che sulla immigrazione costruiscono il consenso. Da questo punto di vista invece do una notizia: Salvini forse non aveva chiuso i porti e noi forse non li abbiamo riaperti, perché il Parlamento si è riunito poche volte dopo la nascita del nuovo governo e non ha assolutamente toccato nulla rispetto alle normative sull'immigrazione. Lo faremo probabilmente, tuttavia non abbiamo cambiato niente, quindi in questo mese non abbiamo aperto nulla, così come in effetti forse Salvini faceva finta di chiuderli, dato che alla fine se fermava una nave dell'ONG, come diceva la giornalista, non lo diceva uno del KGB russo, alla fine praticamente... No, vabbè, era perché l'ha detto lei, secondo me in maniera corretta, mentre fermava Salvini una barca dell'ONG, arrivavano 100 barche in autonomia. Detto questo, voglio cogliere anche qualcosa di positivo dalla giornata di oggi, poiché il mio amico e collega Coin dice che l'Europa vuole fare un favore al nuovo governo per il sostegno alla nuova Presidente della Commissione, mi sento di dire che quell'accordo è un accordo positivo per il nostro Paese, perché se vogliono fare un favore al governo probabilmente è perché quell'accordo, anche se parziale, anche se è ancora una bozza, anche se non è ancora ufficializzato, è un progetto pilota che deve essere implementato e speriamo che altri Paesi europei lo sottoscrivano, è una cosa positiva, altrimenti non sarebbe un favore. Detto ciò è perché a me piace vedere il bicchiere mezzo pieno e da questo punto di vista io spero sul serio che quello sia solo l'inizio per arrivare a un cambiamento vero di ciò che è il regolamento di Dublino. Quello mi è piaciuto, le sanzioni ai paesi che non ospitano. Per esempio anche quello in effetti non può essere... Allora, una risposta veramente velocissimo, come primo atto del governo mi sembra che, visto che non aprono i porti, non fanno niente, non agevolano l'immigrazione, mi sembra che abbiano messo all'angolo, fatto saltare l'iniziativa di Federica che aveva fatto in Friuli la cosa era la richiesta di costituzionalità che aveva predisposto la ministra Stefani della Lega. Tutte queste sarde alla fine della trasmissione. Allora, ci salutiamo, Principe, con un bel pensiero positivo. È venerdì. Cosa ci dice? Possano tutti quelli che soffrono di malattie gravi, che il Signore gli allevi i loro dolori e che i politici cominciano finalmente a pensare al bene dell'Italia. Io detesto senatori pedani che non hanno il tricolore che hanno sempre, però ho degli amici anche della Lega che sono bravi politici e quelli li rispetto, però va imposto il tricolore perché l'Italia se esiste, altrimenti siamo finiti tutti in questo paese. Io ho il leone nel cuore, quindi... Ma vabbè, però può essere anche rosso, bianco, simbolo del tricolore. Allora, io devo chiudere questo venerdì, che è stato Friday for Future, cioè pensiamo un po', inquiniamo un po' meno ognuno di noi oggi e da oggi mettiamoci un po' più di coscienza, visto quello che sta accadendo. Io ringrazio davvero molto Dimitri Coin, deputato della Lega, con leone nel cuore. Assolutamente. Ringrazio Ali Sheikh Nur, Religione per la Pace, che invece la prossima volta viene il colore della bandiera italiana. Sì, ho dato Gesù Cristo. E io ringrazio Diego Zardini, deputato del Partito Democratico, che non è del KGB. Va bene, noi torniamo domani, arrivederci. Arrivederci, è stata dura.